Buongiorno gentili telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. Apriamo con la cronaca nera, tentata rapina questa notte ai danni di un'anziana. Andiamo a Pertegada di Latisana, 3 uomini incappucciati l'hanno minacciata con un coltello, poi sono scappati a mani vuote. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Latisana. Hanno approfittato di una porta sul retro lasciata aperta e si sono introdotti nell'abitazione di una donna di 75 anni. Attimi di paura ieri notte in un'abitazione di Pertegada di Latisana. L'anziana stava dormendo e all'improvviso si è trovata di fronte ai 3 uomini, tutti incappucciati, che le hanno chiesto ripetutamente di consegnare loro il denaro che aveva in casa. Le hanno rivolto contro un oggetto contundente, probabilmente un coltello, per cercare di essere maggiormente persuasivi. La donna terrorizzata ha detto di non avere con sé soldi. I 3 malviventi allora hanno messo a soqquadro l'abitazione nel tentativo di trovare almeno qualche spicciolo o effetto personale, ma non hanno rinvenuto nulla. A quel punto hanno desistito e sono scappati portandosi via il telefono cellulare dell'anziana, che hanno abbandonato appena fuori dal cancello dell'abitazione. È stata la 75enne ad allertare i carabinieri. Sul posto sono giunti immediatamente i militari del nord di Latisana, che stanno svolgendo le indagini del caso. In quel locale gli avventori consumano troppi superalcolici e tengono spesso comportamenti violenti e pericolosi. Con queste motivazioni il questore di Trieste ha chiuso per 15 giorni per questioni di ordine e sicurezza pubblica un locale in via della Raffineria, nel cuore del capoluogo giuliano, al quale era stata già sospesa l'attività di somministrazione di bevande ed alcolici. L'ultimo episodio in ordine di tempo che ha portato il questore di Trieste a disporre la chiusura del bar risale al 28 agosto, quando all'esterno era scoppiata una rissa tra 15 persone, tutte di origine colombiana. Tra giugno e agosto i militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza hanno eseguito in Friuli Venezia Giulia 59 interventi di soccorso nelle aree montane delle Alpi Carniche, delle Dolomiti Pesarine e delle Alpi Giulie. Le persone assistite sono state 72, 36 erano ferite a causa di cadute o altri incidenti occorsi durante le escursioni, mentre le altre sono state condotte in salvo illese. Tra gli interventi più recenti si ricordano quello di 2 cittadini austriaci che, percorrendo l'Alpe Adria Trail, avevano smarrito la traccia del sentiero finendo in un canalone profondo e scosceso, ma anche quello della 21enne del Gemonese che durante un'escursione alpinistica col fratello di 17 anni sulla ferrata dello Spigolo Spinotti aveva perso l'itinerario rimanendo bloccata in un ripido canalone. E tiene ancora banco la questione della Varsila. Allora ci colleghiamo con Andrea Pierini che sta seguendo con noi e per noi la questione. Tra altre cose si attende l'arrivo del Ministro del Lavoro Orlando. Ci colleghiamo quindi con Sandorligo della Valle. Andrea, a te. Buongiorno dalla sede di Varsila, dove prosegue il presidio degli operai dal 14 luglio, da quando c'è la multinazionale ha annunciato che ci sarebbero stati 450 esuberi, di fatto prendendo in giro le istituzioni, i sindacati, il governo, a cui aveva invece garantito una continuità occupazionale. È arrivato da pochissimo il ministro del lavoro Andrea Orlando, che fra l'altro è l'autore della norma, diciamo così, quella definita contro la delocalizzazione, norma contro la quale ha annunciato battaglia il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che proprio ieri ha diramato un comunicato nel quale da un lato diceva che la regione ha presentato un esposto alla procura per comportamento non corretto dell'azienda, che quindi non avrebbe rispettato proprio la legge Orlando, e dall'altra chiede alla Corte di valutare possibili indicazioni anticostituzionali, un lavoro frutto della task force. Orlando ha incontrato nella sede della CISL i rappresentanti dei lavoratori, adesso è proprio arrivato da pochissimi secondi al presidio, mentre oggi sarà la giornata della grande manifestazione, perché dalle 16:30 l'auspicio, ma da quello che abbiamo recepito non sarà solo un auspicio, è che Trieste scenda in piazza per difendere questa fabbrica, una fabbrica storica che una volta si chiamava Grandi Motori e oggi da qualche anno, in realtà da più di 20 anni, è stata acquistata dal gruppo Varsila, che è una multinazionale finlandese che appunto ha deciso di delocalizzare. Se non ci sono domande, chiaramente ci aggiorniamo a questa sera, quando ci sarà il corteo di tutta Trieste. Questo almeno è l'auspicio. Grazie Andrea, sicuramente ci sentiremo nei prossimi collegamenti, nei prossimi notiziari. Parliamo ancora del caro energia, caro bollette, circa 80.000 le famiglie in povertà energetica stimate in Friuli Venezia Giulia. La stima arriva dalla CGA di Mestre, la situazione più critica si registra in provincia di Udine.
Potrebbero essere circa 80.000 le famiglie del Friuli Venezia Giulia che non riusciranno ad utilizzare con regolarità l'impianto di riscaldamento d'inverno, quello di raffrescamento d'estate e a causa delle precarie condizioni economiche non riusciranno ad utilizzare saltuariamente lavastoviglie, forno elettrico, lavatrice, asciugatrice, aspirapolvere, forno a microonde. La stima è dell'ufficio studi della CGA, secondo il quale le persone in condizione di povertà energetica in regione potrebbero essere circa 170.000. Più precisamente la CGA stima che le famiglie energeticamente povere in Friuli Venezia Giulia potrebbero essere tra un minimo di 56.000 e un massimo di 78.500, coinvolgendo da 120.000 a 169.000 persone. Sebbene il Friuli Venezia Giulia presenti un rischio medio-basso, a livello provinciale la situazione più critica in termini assoluti si registra a Udine, dove i nuclei familiari in difficoltà sono stimati tra poco più di 24.000 fino a 34.000, seguono Pordenone, Trieste e Gorizia. E a Udine oggi per la prima volta si è tenuto lo sbaracco, una sorta di svuota tutto, di svuota negozi, l'iniziativa di Confcommercio Federmoda Friuli Venezia Giulia che lancia il cosiddetto saldo dei saldi, un fuoritutto che ha visto già dal mattino i negozianti del centro essere presi d'assalto. Un'iniziativa che Confcommercio Federmoda ha voluto e insomma avete portato a Udine con successo. Sì, Federmoda e Confcommercio l'ha voluta fortemente per dare un inizio. Noi siamo arrivati come Udine, siamo arrivati un attimino in ritardo, però c'è stata un'adesione importante e forse per la prima volta è veramente un evento che riguarda noi commercianti, il commercio e la clientela, sia del posto che esterna. Il movimento c'è fuori e direi che anche noi qui in negozio abbiamo avuto già l'opportunità di fare la vendita. Sbaracco, per esempio, maglie 50% più 10%, in sostanza diversi prodotti scontati ancora di più rispetto al saldo. Sì, il fatto che non ci sia un assortimento, qui è l'occasione e questo permette anche al cliente non abitudinario di poter passare e magari scegliersi un capo che in stagionale non può farsi e questa è una cosa, penso, interessante per il cliente esterno. Anche lei ha aderito a questa iniziativa, Sbaracco, sì, come sta andando? Per ora così colà, insomma. È ancora presto, sì, insomma. Brava, così, mi vedete dopo alle 6 stasera come è andata. Però ha aderito perché ritiene che sia interessante. Interessante, sì, una cosa interessante. A quanto sconta lei i capi? Ma lì è scritto al 40 all'80, noi abbiamo sì, mediamente anche sul 50 in genere. Beh, insomma, sì, belli affari. Sì, belli affari, la roba che c'è, sì. Andiamo a Fagagna, ieri sera proprio il Comune ha reso omaggio a Robert Miles, al secolo Roberto Concina, che è scomparso nel 2017. L'amministrazione comunale intitolerà una piazza al DJ produttore noto in tutto il mondo grazie al successo del singolo Children. Fagagna rende un grande omaggio a suo figlio perché è un cittadino illustre che ha portato il nome di Fagagna nel mondo. Come si sente? Ma diciamo che è difficile per me, però Roberto è una brava persona che ha dato il massimo nel campo della musica perché da bambino, proprio da bambino, lui strimpellava, ha voluto che gli comprassi un piano forte e lì ha cominciato a strimpellare, sua sorella suonava la fisarmonica ma dopo ha smesso di suonare perché aveva studiato in Svizzera la musica e lui prendeva col suo piano i spartiti senza sapere cosa voleva dire la musica, però dopo io ho visto che lui era portato per questa cosa e gli ho dato la possibilità di studiare. E Roberto ha portato nel mondo, potrei dire, il nome del nostro paese, per cui per noi è un onore aver avuto lui come nostro concittadino, per cui l'impegno che avevamo assunto tempo fa, diciamo, purtroppo poi si è rallentato anche per le vicende dell'epidemia Covid che tutti conosciamo, però porteremo a termine questo impegno il 3 novembre intitolando questa piazzetta proprio davanti al Palazzo Pico, che è sede attualmente della nostra associazione di danza, della banda, e quindi ci sembrava il luogo adatto proprio per ricordarlo. È proprio il caso di dirlo, la pandemia ha svuotato i canili della nostra regione. In questi ultimi anni si è registrato un vero e proprio boom di adozioni, in particolare alla struttura Girasole di Porpetto. Sono solo 60 i cani in attesa di adozione.
Voi come associazione supportate l'attività qui al canile Il Girasole. Possiamo dire che i canili, grazie anche alla pandemia, sono un po' svuotati. Si sono un po' svuotati, sì, lo possiamo proprio dire, perché le persone erano costrette a casa e quindi avere un animale che faceva loro compagnia, dava affetto, aiutava a passare il tempo. Anche poi con la possibilità di portare fuori il cane, diciamoci anche questo. Durante la pandemia abbiamo dato in adozione tutti i cani che erano passibili di essere adottati come caratteristiche caratteriali e di dimensioni. Devo dire che qui noi abbiamo fatto delle adozioni molto attente, per cui non è tornato indietro nessun cane, assolutamente. Sentiamo dire in giro però che ci sono state delle restituzioni a posteriori, noi no. Oggi come oggi diciamo che il cane randagio è qualcosa di raro. Ci sono le rinunce alla proprietà in compenso. Quanti sono i cani ospitati? Sono una 60ina di cani oggi come oggi. Cambiamo completamente argomento, sarà proclamata al Centro Congressi Cursal di Lignano Sabbiadoro Miss Friuli Venezia Giulia 2022. Lo spettacolo in programma questa sera a partire dalle 21 sarà trasmesso in diretta su Telefriuli. Si accendono i riflettori questo sabato alle 21 sul palcoscenico del Centro Congressi Cursal di Lignano Sabbiadoro per la finale regionale di Miss Friuli Venezia Giulia valida per Miss Italia. Lo spettacolo sarà trasmesso anche in diretta su Telefriuli, presentato da Michele Cupitò, vedrà protagoniste le ragazze che sono aggiudicate le varie selezioni organizzate in regione dal mese di aprile, che sfileranno con body ufficiale del concorso, abbigliamento sportivo e con una straordinaria collezione di costumi da bagno vintage degli anni 60. Le sfilate saranno intervallate da esibizioni dei ballerini del club Diamante Friuli Venezia Giulia e dalla voce della cantante Nicole Viotto. L'organizzazione del prestigioso evento sarà curato dalla Società Imprese Lignano SPA, che gestisce la struttura posta sul lungomare Riccardo Riva di Lignano Sabbiadoro, con il coordinamento e la direzione artistica di Paola Rizzotti, titolare dell'agenzia Modashow.it, esclusivista in regione del più popolare concorso nazionale di bellezza, giunto quest'anno alla 83esima edizione. E sempre la nostra rete trasmetterà alle 16:30 la partita di basket disputata ieri sera a Lignano tra Web e Gestecco e Forlì, partita vinta dalla compagine romagnola. Era questa la nostra ultima notizia, grazie per l'attenzione, ci rivediamo con le notizie e con gli approfondimenti alle 19. Grazie.